in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Confini oltre l'agricoltura. Come potete vedere non siamo nel nostro consueto studio, siamo invece alla Fiera Millenaria di Gonzaga, dove in questo weekend è andata in scena una importante rassegna, anzi due per essere precisi. Si tratta di Bovimac e di Foragri Expo. E allora andiamo a vedere di che cosa si tratta. Bovimac, 19ª edizione della mostra bovina d'inverno, che si affianca alla 16ª edizione della rassegna padana di macchine e attrezzature per l'agricoltura e per la zootecnia. Oltre a questo, abbiamo detto, c'è anche Foragri Expo. Stiamo parlando della 9ª edizione di questa rassegna interamente dedicata alle fonti rinnovabili in agricoltura e alle agroenergie. Sono due appuntamenti organizzati da Fiera Millenaria di Gonzaga in collaborazione con l'Associazione Mantovana Allevatori, AMA, con ACMA, Associazione Commercianti Macchine Agricole, e APIMA, Associazione Piccole Imprese di Meccanizzazione Agricola, tutte e tre associazioni particolarmente attive sul territorio mantovano. Le due rassegne ovviamente hanno il patrocinio della Camera di Commercio e della provincia di Mantova, e si tratta comunque di due importantissimi appuntamenti in grado di richiamare tutti gli anni un altissimo numero di visitatori, non solo dalla provincia di Mantova ma anche dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia Romagna. E allora andiamo a vedere che cos'è successo in questo weekend alla Fiera Millenaria di Gonzaga in occasione di Bovimac e di Foragri Expo. Gonzaga è tornata a rivestire il ruolo di capitale dell'agricoltura e delle agroenergie con Bovimac e Foragri Expo, andati in scena questo fine settimana presso i padiglioni fieristici. A parte la millenaria riconosciuta Fiera Nazionale dell'Agricoltura, sono questi i due eventi più importanti dedicati esclusivamente al settore primario proposti dal calendario fieristico gonzaghese. Giunta alla 19ª edizione, Bovimac è la manifestazione fieristica di riferimento per l'allevamento bovino e l'agromeccanica. Come ogni anno la rassegna mette in mostra il meglio dei bovini da latte della provincia di Mantova, area di primaria importanza a livello nazionale per la quantità e la qualità della produzione lattiero-casearia. Basti pensare che grana padano e parmigiano reggiano vengono prodotti a nord e a sud del Po in una 80ina tra cooperative e caseifici industriali privati per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro. A Bovimac si aggiunge Foragri Expo, la manifestazione dedicata alle energie rinnovabili con particolare riferimento alle agroenergie. Un settore questo fortemente in crescita, in netta controtendenza rispetto alla stagnazione di molta parte dell'economia nazionale. Con 116 impianti di biogas attivi, 134 in costruzione e 70 in autorizzazione, la Lombardia è al primo posto nel paese per numero di realizzazioni. L'agroenergia, secondo l'assessore regionale all'agricoltura Giulio De Capitani, deve continuare a essere un'opportunità per l'imprenditore agricolo per integrare il suo reddito con energia rinnovabile e pulita, ma senza sottrarre neppure un metro quadrato di terra ai prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana e animale. Sì dunque alle agroenergie, ma senza stravolgere il paesaggio rurale.
È un appuntamento importante quello proposto da Bovimac a proposito della manovra Monti, la manovra Salva Italia, che ha introdotto l'IMU tanto pesante, tanto criticata dal comparto agricolo. Ne abbiamo parlato anche noi di confini nelle scorse puntate. Bene, vediamo cosa è emerso da questo convegno che è stato organizzato appunto dalla Fiera Millenaria e da APIM, Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola, andato in scena nella giornata di ieri. Quest'anno abbiamo avuto 6 manovre, l'ultima in particolare, diciamo le ultime 2. La penultima, quella che è già legge, ha penalizzato l'agricoltura in quanto per la prima volta ha applicato l'imposta municipale, che è quella che ha sostituito l'ICI, anche sulle case rurali e anche sui fabbricati strumentali. Si dice che è una doppia imposizione perché comunque questa imposta era già pagata sui terreni, che comprendeva anche il valore dei fabbricati. Oggi invece i fabbricati si aggiungono e di conseguenza è una doppia imposizione. Ma più che altro quello che dispiace è che il mondo agricolo era stata una sorpresa ed è un'imposizione aggiuntiva che non si aspettavano, tra l'altro in un momento in cui l'economia non è che poi funzioni perfettamente. Ma anche l'ultima manovra, quella che abbiamo in questi giorni, che stiamo vedendo in questi giorni, che sta per essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Salva Italia, oppure oggi la chiamano quella delle liberalizzazioni. In questa ci sono un paio di cose per l'agricoltura. La prima mi pare che sia una norma, l'ho letta proprio ieri sera, che sia a tutela dei consumatori, obbliga le imprese agricole quando vendono prodotti agricoli a fare il contratto, cioè per ogni fornitura di un prodotto agricolo occorrerà un contratto che delimiti le condizioni, la garanzia sul prodotto, il momento della consegna, le modalità di pagamento eccetera, e che è una formalizzazione abbastanza pesante, abbastanza secondo me fastidiosa. Vedremo di capire bene. E poi l'ultima cosa che è proprio uscita in quest'ultimo provvedimento è che hanno tolto la tariffa incentivante sul fotovoltaico realizzato sui terreni agricoli. Di conseguenza chi ha fatto l'impianto finora è a posto, non deve temere nulla, e anche chi ha già avuto l'accreditamento, quindi chi ha già fatto il contratto con il GSE, ma chi non lo ha ancora fatto e non entra in funzione entro un anno da oggi non riceverà più la tariffa incentivante. In pratica si smetterà di fare il fotovoltaico sui terreni, si potrà invece fare sulle serre. Ecco, sulle serre l'hanno considerate fabbricati a condizione che venga lasciata luminosità in modo che anche le coltivazioni sotto vengano fatte pari al 50%, quindi sulle serre si potrà ancora fare, ma sul campo, sul cielo aperto non più. In termini quantitativi, concreti, quanto arriveranno a spendere in più gli agricoltori? È molto difficile. Io ho fatto comunque un po' di verifiche. Allora diciamo che un'azienda agricola, 20 ettari o 20 o 30 ettari, sicuramente se ha un buon corpo fabbricati, una stalla da latte eccetera, almeno 1.500 euro di imposte municipali sui fabbricati ce l'ha per anno. E poi diciamo che c'è anche un aumento che si aggira sul 50-60% relativamente all'ICI, perché prima la si pagava con dei coefficienti più bassi, oggi i coefficienti sono aumentati, di conseguenza c'è anche un aumento sull'ICI. Poi qui è una questione per ettaro, quindi è difficile fare una valutazione, però ciò che pagavano l'ICI prima, diciamo che il 50-60% in più, oltre all'importo che ho detto in relazione ai fabbricati. Ormai è certo, l'impatto dell'IMU è la prima cosa, la prima considerazione che anche le nostre aziende devono fare, perché inevitabilmente i nostri immobili sono di grandi dimensioni, dovendo tenere così ricoverati mezzi molto dimensionalmente grandi, e quindi sicuramente questo sarà il primo impatto che accomuna sia i contoterzisti e agromeccanici che le aziende agricole. Poi anche da non sottovalutare l'aumento delle accise. Per noi il gasolio è la prima voce di spesa nelle nostre aziende, quindi sicuramente l'anno che andremo ad affrontare avrà questa problematica dell'aumento del costo energetico, diciamo. Mediamente è difficile fare dei conteggi e quantificare quanto può essere l'incremento. Diciamo che sicuramente comunque in un contesto di economia, non dico in recessione, ma comunque stabile, senza crescita,
diciamo che gran parte di questo incremento di costi verrà assorbito dalle stesse aziende agromeccaniche, cioè molto difficilmente si riuscirà a riversare sul cliente, che è l'azienda agricola, questo nostro aumento di oneri. Noi ci siamo già mossi e pertanto abbiamo già scritto al Presidente del Consiglio, che è anche in questo caso il Ministro al bilancio del nostro Paese, di dover rivedere la manovra, specialmente per quanto riguarda l'IMU, i fabbricati rurali e i nostri fabbricati che non rientrano nella ruralità e che pertanto avranno un ulteriore aggravio rispetto a quello che è il mondo agricolo. Francamente noi ci siamo mossi al pari delle altre organizzazioni, però se dobbiamo dire sinceramente quello che ci aspettiamo, non so se veramente questo nostro intervento a manovra già varata potrà dare dei risultati positivi, perché come tutti sappiamo prima di emanare un decreto si studiano degli equilibri, e quello che praticamente abbiamo però denunciato è che non siamo stati consultati prima, ma sia noi sia altre organizzazioni agricole, e pertanto non abbiamo potuto contribuire e evidenziare quelle che sono le problematiche e le ricadute pesanti sul mondo agricolo. Comunque una formula di, chiamiamola fra virgolette, protesta scritta e un pensiero al dover rivedere norme da dover inserire nel decreto sviluppo e nel decreto mille proroghe, che è ancora in fase di emanazione, le abbiamo proposte, anche se francamente diciamo abbiamo fatto il nostro dovere, ma non crediamo che potrà portare a dei risultati sensibili per il contenimento dei costi. Presidente, parliamo delle conseguenze dell'IMU sulle aziende agricole mantovane. Voi avete fatto delle simulazioni, ce le può spiegare, anticipare? Certo, noi abbiamo fatto una verifica con i nostri tecnici e abbiamo fatto una simulazione su 3 tipologie di aziende agricole che adesso vi dico. Abbiamo fatto una simulazione su un'azienda florovivaistica di Roverbella che ha 2,20 ettari di terreno, che prima era esentata dal pagamento sia di ICI, IRPEF, e quindi nel 2011, nel 2012 andrà a pagare circa 950 euro. Invece abbiamo un'azienda di Viadana, è un'azienda di 7 ettari con agriturismo, con un piccolo impianto fotovoltaico, che questa qua dai 66 euro che pagava nel 2011 avrà un aumento del 2950% e andrà a pagare sui 2016 euro. Invece un'azienda di Pegognaga con allevamento bovine da latte con ettari 10 e 8, prima pagava 661 euro nel 2011, oggi andrà a pagare 2284 euro. Quindi come vedete abbiamo una situazione molto preoccupante. Al di là di questo, la preoccupazione anche aziendale sono le preoccupazioni del caro gasolio e infine anche le problematiche del credito, in cui le nostre aziende non riescono ad avere credito dalle banche, e si può benissimo pensare che in una situazione di questo tipo le nostre aziende andranno molto in difficoltà e non riusciremo più a stare sul territorio, anche se in questi anni di crisi abbiamo tirato la cinghia e abbiamo governato il nostro territorio, tenuto in ordine, e abbiamo portato economia e abbiamo dato anche valore ai nostri territori. Abbiamo fatto un'iniziativa a livello regionale in cui abbiamo mandato un documento al prefetto
e chiediamo al prefetto che si valuti questa situazione. Come Confagricoltura ci siamo attivati fin da subito, dal 5 di dicembre del 2011, ai primi sentori di questa manovra con i nostri uffici a livello nazionale e ovviamente anche a livello provinciale. L'informazione credo che da parte di Confagricoltura verso i propri associati sia capillare, con esempi e proiezioni reali di quello che sarà l'impatto di una manovra devastante sulla nostra agricoltura. Basti pensare che i nostri uffici hanno calcolato che la sola provincia di Mantova avrà un carico finanziario di 20 milioni di euro, uniti ai 45 milioni di euro in meno della PAC, perché bisogna inserire anche questo. Avremo nel 2013-2014 solo e soltanto per la provincia di Mantova 65 milioni di euro in meno alle nostre aziende e ai nostri agricoltori. Noi non siamo d'accordo su questo, non ci stiamo e attiveremo forme di protesta le più svariate possibili per rispettare e far sentire quelli che sono i desideri e soprattutto i diritti degli agricoltori. Indubbiamente l'IMU ha assunto ormai i connotati di una vera e propria patrimoniale, ma come avevamo detto all'inizio l'avevamo capito da subito che era così. Indubbiamente è una manovra che diventa difficilmente modificabile. Oggi la palla passa ai sindaci nella parte in cui nel loro variabile possono andare a modificare quello 0,1 che permetta di avere un minimo di agevolazione su quelle che sono le aziende agricole. Indubbiamente è una manovra che va a toccare uno dei settori che sembra essere quelli che potrebbero rilanciare l'economia, quindi a mio modo di vedere va fatta molta attenzione su quello che potrebbe essere l'impatto. Indubbiamente il settore primario si candida ad essere uno di quelli che possono rilanciare l'economia e che possono dare un grosso impulso al Made in Italy, ma soprattutto all'export, quindi bisogna fare molta attenzione su come tutte queste cose andranno a impattare su questo settore. Come sarà il 2012 per il settore primario? Ma il 2012 sarà ancora un anno di transizione dove tenderà ad assestare quello che sarà stato il 2011. Indubbiamente il lattiero caseario subirà una contrazione, ma questa la stiamo già vedendo nei primi mesi, contrazione che era attesa dovuta indubbiamente alla crisi di mercato, di mancanza proprio di denaro. Come sta la zootecnia mantovana? Noi lo siamo andati a chiedere all'associazione Mantovana Allevatori, tra i protagonisti di questa edizione di Bovimac. È un'agricoltura, una zootecnia che sta puntando molto sui giovani ed è importante questo, ed è importante anche l'imprenditorialità e la capacità dei nostri allevamenti. Dunque io dico, siamo in un contesto di grandi incertezze e in una situazione economica nel complesso molto seria. La zootecnia da latte mantovana può dire di stare abbastanza bene, soprattutto per quanto riguarda il settore latte, per la capacità appunto di aver creato filiera negli anni e di aver creato appunto le opportunità tramite l'aggregazione di prodotto, tramite le nostre cooperative e le cooperative di secondo grado. Dunque questa filiera qui mi dà abbastanza tranquillità. Diverso il discorso sulla carne sia di maiale che di bovino. La nostra provincia ha conosciuto il 2011 un anno molto positivo e il 2010 è stato buono. Diciamo che anche i dividendi delle nostre latterie sono sia per il Grana Padano che per il Parmigiano Reggiano sopra la media delle latterie e delle cooperative noi vicine, molto alti rispetto anche a un prezzo di vendita del latte. Dunque devo dire la filiera, come dicevo prima, sta dando soddisfazione. In questo momento qua direi che la zootecnia mantovana sta abbastanza bene. Abbiamo i due formaggi più importanti della provincia di Mantova, Grana Padano e Parmigiano Reggiano, che sono in buona salute. Speriamo che nell'annata corrente, meglio dire il 2011, che andranno a chiudere i bilanci ad aprile, presumo, dovremmo andare abbastanza bene. Parliamo di associazioni allevatori. Allora, abbiamo 793 soci in questo momento qua e abbiamo superato le 110.000 vacche controllate, quindi più 8% rispetto all'anno precedente. Quindi direi dati assolutamente positivi. Per l'associazione allevatori direi un dato molto importante, perché c'è l'azienda medio-grande che si sta allargando, ma anche le piccole stanno facendo i passettini in avanti.
been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Nel fine settimana Bovimac ha visto andare in scena anche le premiazioni delle migliori vacche da latte della provincia. Sul podio, fra le altre, l'azienda agricola Sant'Antonio di Fabio e Giovanni Piva di Casallo Romano, che ha conquistato la prima edizione del premio alla memoria di Guido Herrera. Ottimo risultato anche per Davide Herrera dell'allevamento Herrera Holstein di San Cataldo, frazione di Borgoforte. La sua Sanfermo Vintage, allevata da Aldo Nicoletti, è stata riconosciuta campionessa assoluta della mostra. Devo dire che la mostra, gli animali sono comportati bene, con qualche vittoria, qualche piazzamento e qualche delusione, ma sicuramente questo era il concorso che noi ci tenevamo tantissimo, insomma, è una grossissima soddisfazione perché le vacche devono essere belle, ma devono essere belle soprattutto le mammelle, perché sono quelle che ti danno la funzionalità migliore tutti i giorni, 2 volte all'anno. Quali sono le caratteristiche che sono state premiate? Le caratteristiche di questa vacca è che è una vacca con tanta qualità, con una buonissima mammella, un apparato mammario molto bello sia nell'attacco anteriore che nell'attacco posteriore e nel suo legamento. Inoltre esprime grandissimi caratteri da latte. L'animale in questione è comunque figlio di altre campionesse, perciò ha ereditato un po' le caratteristiche della mamma, della nonna, della bisnonna. Noi siamo un allevamento che storicamente partecipa alle fiere, l'amicizia con Davide ci ha portato a collaborare con questo tipo di animale, perché comunque noi oggi non abbiamo più molto tempo da dedicare e Davide è un ottimo allevatore, molto preparato nel gestire gli animali da mostra, e diciamo che questa collaborazione ha portato questi frutti. Cotton Eye Joe. Ospiti d'eccezione ieri gli assessori Carlo Maccari e Maurizio Castelli, che hanno preso parte al tradizionale pranzo organizzato dall'Associazione Mantovana Allevatori insieme al presidente Alberto Gandolfi. Bovimac e Gonzaga si confermano i luoghi deputati per parlare di agricoltura e allevamento, 2 settori importanti per l'economia mantovana. Assolutamente sì, sono settori determinanti, peraltro
proprio durante Bovimac abbiamo avuto l'opportunità ad un convegno di presentare anche le novità della nuova legge del testo unico sull'agricoltura, per cui accolta mi pare bene, per cui in un momento tanto difficile mondo fieristico e mondo legislativo regionale convergono su iniziative importanti. La zootecnia mantovana è ancora e si conferma uno dei comparti trainanti dell'intera economia mantovana e regionale. Il quadro sul lattiero caseario è buono, per fortuna usciamo ancora da un momento positivo, noi speriamo che la contingenza dei mercati ci lasci ancora spazio. Certo, le manovre del governo nazionale, l'aumento delle tasse, l'IMU sono all'orizzonte e pensieri in un momento che pensavamo non dover raccogliere. Comunque avanti tutta, c'è entusiasmo ed effervescenza e dobbiamo cogliere questo sentimento. Assessore, facciamo un rapidissimo commento su Bovimac, che è occasione per riflettere sull'allevamento, sulla zootecnia mantovana e anche sulla produzione lattiero-casearia. Sì, è davvero un momento per riflettere e sempre si deve aggiornare la situazione, perché in quest'anno abbiamo visto l'aumento del numero delle vacche, l'aumento della produzione di latte, l'aumento molto forte della produzione dei due grandi formaggi, Grana Padano e Parmigiano Reggiano. E quindi per i produttori è assolutamente importante cercare di prevedere che cosa accadrà, quali saranno le dinamiche di mercato, perché è a queste dinamiche che è legato il prezzo dei formaggi e quindi i redditi degli allevatori mantovani. Quindi riflettere anche per dire che un aumento eccessivo della produzione produrrà con buona e purtroppo probabilità una riduzione dei prezzi dei formaggi. Anche il mondo della zootecnia è in continua evoluzione. Allora noi siamo andati a conoscere da vicino un'azienda che per la sicurezza e il comfort degli animali ha scelto di scommettere su un materiale davvero inedito per gli allevamenti, ovvero la resina. Presentiamo questa tecnica innovativa che può essere applicata nelle stalle. Di che cosa si tratta? Questo è un sistema abbastanza innovativo in quanto non fa altro che rendere più confortevole l'ambiente di stabulazione e anche la cuccetta, diciamo così, o la pavimentazione nella quale viene a contatto lo zoccolo dell'animale, in quanto riesce a rendere un attimino più soffice la pavimentazione. Quali sono i vantaggi dal punto di vista sanitario dell'igiene? Questo sistema evita, a differenza dei tappeti tradizionali, la formazione o il passaggio dei liquami tra la pavimentazione esistente, quindi il manto in calcestruzzo, e la superficie di contatto dell'animale. Dove si può applicare? Si può applicare in tutte le stalle nuove o in quelle esistenti, previo un trattamento specifico in modo tale da rendere la superficie di contatto libera da qualunque carica batterica. La peculiarità tra l'altro di questo sistema, come peraltro anche delle sale latte, è proprio questa, cioè la realizzazione di un raccordo tra la parete verticale e quella orizzontale, in modo tale appunto che lo sporco non si fermi e quindi di conseguenza scivoli via. L'Italia è prima al mondo per quanto riguarda la diffusione di impianti fotovoltaici. Questo primato è da ricercare negli incentivi statali che hanno raddoppiato i sistemi solari installati in un anno. Dai 3,6 gigawatt del 2010 il bel paese è passato a una potenza di 6,9 gigawatt. Secondo uno degli ultimi rapporti di Legambiente sono 7.661 i comuni italiani che ospitano almeno un impianto di energia rinnovabile. Nel 2010 erano 6.993 e nel 2009 5.580. Anche Mantova fa la sua parte, gli impianti allacciati sono 2.934 per un totale di potenza installata pari a 108.385 kW, in grado di soddisfare circa 39.000 utenze domestiche. Il fotovoltaico può rappresentare un'opportunità di diversificazione dell'attività per gli imprenditori agricoli che, secondo una logica multifunzionale, possono creare un connubio tra colture e produzioni di energia pulita. Su questo versante però è già arrivato l'alto là della regione. Gli investimenti speculativi generati dalla realizzazione di grandi impianti fotovoltaici a terra stanno causando infatti una riduzione della superficie agricola disponibile a scapito delle colture tradizionali. Proprio per questo
Presto le zone agricole destinate alle produzioni DOP e IGP potrebbero diventare off limits per gli impianti fotovoltaici, con poche deroghe consentite agli impianti sospesi. Intanto l'evoluzione del fotovoltaico ha toccato anche il settore dei trasporti. Sempre più spesso i sistemi solari finiscono per alimentare piccoli e grandi mezzi di mobilità, dalle biciclette ai motorini fino agli autobus. Insomma, le energie rinnovabili mettono le ruote e l'ambiente ringrazia. Tra i cavalli di battaglia di questa edizione di Bovimac e Foragri Expo c'è proprio il fotovoltaico, e allora noi siamo andati a vedere come un'azienda leader di settore ha scelto di sviluppare e anche di interpretare questa nuova risorsa. Bosi Impianti si è evoluta ovviamente scegliendo prodotti di prima qualità, mantenendo un mercato europeo, per poi sostenere tutto il concetto della green economy e quindi passare poi alla mobilità sostenibile con i veicoli elettrici. Il fotovoltaico permette di avere energia gratuita nella propria abitazione, nella propria azienda. Questa energia gratuita può essere ovviamente recuperata per ricaricare il mezzo elettrico. Il mezzo elettrico completamente elettrico, come nel nostro caso, ha a bordo delle batterie e viene collegato all'impianto fotovoltaico in modo tale che possa essere ricaricato l'energia del sole. Grazie all'impianto fotovoltaico e quindi grazie al famoso conto energia, che è quel sistema che permette di ottenere gli incentivi per rientrare nell'investimento iniziale, possiamo includere nel pacchetto fotovoltaico anche il veicolo elettrico in modo tale che anch'esso venga ammortato negli anni insieme all'impianto. Quindi anche il veicolo, l'acquisto del veicolo rientrerebbe nel famoso costo zero sostenuto dagli incentivi. Bovimac e Foragri Expo hanno chiuso i battenti ieri dopo aver registrato oltre 8.000 presenze. Un'edizione importante alla luce delle ultime novità legislative introdotte dal governo Monti. Questa è la fiera per eccellenza dal punto di vista del settore agricolo mantovano. Abbiamo raccolto in questi spazi i 3 comparti fondamentali: le energie rinnovabili, tutta la parte della meccanizzazione e la zootecnia. Quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo lavorato proprio su un livello maggiore legato al numero delle presenze sia degli espositori ma anche degli allevatori, e questo ci dà soddisfazione perché la risposta è stata eccellente. La Millenaria è nata legata al mondo dell'agricoltura e questo rimarrà scolpito. È ovvio che tutte le situazioni di cambiamento comunque fanno parte anche di quello che può essere un momento di formazione attraverso la Millenaria, o di conoscenza o di informazione. Ci fa molto piacere che Apima abbia organizzato un convegno dedicato proprio alla manovra Monti, e questo significa che la Millenaria di per sé è un punto di riferimento dove potersi informare su tutta una serie di avvenimenti o di accadimenti del nostro Paese. Un dato di ieri è stato interessantissimo perché siamo cresciuti rispetto all'anno scorso di circa il 10% delle presenze. Gli espositori sono rimasti estremamente soddisfatti del nuovo layout distributivo della fiera, per cui abbiamo organizzato anche uno spazio dedicato alla zootecnia specifico. Ci fa piacere che ci stanno seguendo in questo percorso di crescita. Siamo a questo appuntamento che è quello più importante dopo la Millenaria se si parla di agricoltura, di allevamento. Ecco, facciamo un bilancio, come è andata insomma? Beh, direi che si è dimostrato anche quest'anno, sia Bovimac che Foragri, un momento primario per il mondo agricolo. Penso che è stato l'appuntamento a cui ogni agricoltore mantovano, reggiano e modenese non ha potuto rinunciare. Quindi direi che da parte nostra ottima soddisfazione per i numeri delle manifestazioni e per il risultato anche degli espositori. Lo stato di salute dell'allevamento, dell'agricoltura, a fronte anche delle novità dal punto di vista legislativo, insomma, si parla tanto di manovra Monti, tra l'altro è stato anche l'argomento di un convegno, del convegno più importante ospitato proprio da Bovimac e Foragri. Beh, direi che ancora il settore è in sofferenza e in forte sofferenza. Senz'altro la manovra Monti non aiuta questa ripresa, anche se dal punto di vista dell'agricoltura della pianura padana, che è un'agricoltura molto intensiva, qualche segnale di ripresa comincia a intravedersi, grazie anche al prezzo del formaggio. Quindi diciamo che un po' di positività in tutto il settore c'è, e anche gli espositori ci hanno fatto notare un forte interesse soprattutto a macchine importanti e attrezzature importanti. Questo appuntamento comunque conferma il legame della Millenaria, della società fieristica, all'agricoltura, al settore primario, ecco, un legame che è inscindibile, importante. Sì, direi che è un po' il filone che accompagna tutte le manifestazioni.
il settore primario, dalla pesca all'agroalimentare, all'agricoltura, all'allevamento, e quindi ci teniamo molto. Abbiamo anche in questo caso, anche per quest'anno, fatto un sacrificio e lasciato il biglietto gratuito, però devo dire che è stata ricompensata proprio del numero di visitatori, che è stato veramente importante. Bene, anche da Bovimac e Foragri Expo è tutto, arriviamo ai ringraziamenti come di consueto. E allora un grazie al mio operatore che mi ha seguito in questa avventura, Gino Giacomini, e poi un grazie alla regia, Luca Trentini e Anna Saramburi. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook Confini oltre l'agricoltura Mantova TV. Vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 14:30 e alle 21:10, ovviamente sempre su Mantova TV. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento sulla nostra rete. In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.